essendo fondamentali nel campo delle costruzioni, i serramentisti non vedono spesso riconosciuta l'importanza del proprio lavoro. Il settore della porta e della finestra in legno, oltre ad impiegare nella nostra regione migliaia di operatori, rappresenta uno dei comparti tecnologicamente più avanzati e innovativi dell'edilizia, attraverso il quale passano il risparmio energetico, il rispetto dell'ambiente, qualità e vivibilità delle nostre abitazioni. Se ne è parlato nell'annuale assemblea regionale del gruppo Serramentisti Legno di Confartigianato Veneto. Sentiamo. Un edificio senza una finestra o una porta di qualità è più costoso, meno salubre e molto spesso meno bello. Non tutti sono a conoscenza dell'importanza di un serramento per il buon vivere, ma sicuramente lo sanno i serramentisti legno, categoria che nella nostra regione è piuttosto numerosa, tanto da formare uno dei distretti più importanti d'Italia. Per tradizione gli artigiani veneti di questo settore si distinguono per l'utilizzo di materiali di qualità e per l'apporto innovativo nella realizzazione del prodotto. Proprio per questo, nell'annuale assemblea regionale tenutasi a Vicenza che li ha chiamati a raccolta, i diretti interessati hanno cercato di delineare delle strategie con il fine di promuovere il loro prodotto, per far conoscere in sostanza gli sforzi e gli investimenti che da sempre fanno per garantire qualità al cliente. Partendo dall'analisi dell'andamento economico dell'edilizia, oggi in particolare difficoltà, i relatori hanno fatto emergere come per il comparto serramenti in legno esistano significative opportunità di sviluppo, soprattutto sul versante della ristrutturazione degli edifici ai fini del risparmio energetico. Ma sentiamo Samuele Broglio, artigiano serramentista di Cuneo, che ha portato ai colleghi veneti la testimonianza di un'efficace strategia aziendale. Broglio sottolinea ancora una volta come la difesa ed il rilancio del settore passino attraverso una maggior conoscenza dell'importanza del prodotto. Il serramento di oggi non ha più assolutamente nulla a che vedere con il serramento che veniva costruito anche solo 30 anni fa. Il problema è che di questo il mercato non è, diciamo, soverchiamente informato. Dal che si vedono ad esempio delle cose totalmente incongruenti, si vedono case ristrutturate completamente da un punto di vista estetico che portano ancora sulla facciata dei serramenti più che obsoleti, si vedono sostituzioni frequenti dell'autoveicolo e serramenti lasciati lì da quasi 100 anni. E tutto questo avviene perché non si sa che un serramento oggi ha delle prestazioni rispetto a un serramento di 30 anni fa che sono scalarmente paragonabili a quelle che ha un'auto attuale rispetto a quella di una avente 30 anni. Il cliente molto spesso tende ad investire poco sul serramento, considerandolo più o meno un telaio portavetro che ha la funzione di tappare un buco. Nulla di più sbagliato. Diciamo che il cliente non pensa nemmeno di tappare un buco, ma pensa di montare sulla sua facciata un oggetto prestazionalmente non così importante. Ritiene che un serramento comunque in ogni caso è un punto di crack della sua facciata, un punto di cedimento e quindi investe di conseguenza. Ecco perché una buona parte dei clienti tendono ad investire verso il serramento di basso costo. Ecco perché molti impresari edili negli appalti mettono serramenti di basso costo. Ecco perché chi acquista uno stabile magari fa scorporare le finiture tipo le piastrelle o l'arredo bagno e prende il serramento di capitolato senza stare più di tanto a preoccuparsi di quanto effettivamente questo serramento abbia di validità e quanto invece questo serramento possa non essere quello più adatto per lui. Dalle parole di Broglio emerge come per questo prodotto esista la necessità di una strategia di promozione, di una campagna di comunicazione verso il cliente. Informazione che, nel caso dei serramentisti del legno della nostra regione, dovrebbe essere corroborata dalla creazione di un marchio che identifichi la finestra veneta come prodotto di qualità. Sentiamo Donato Pedron, presidente di Confartigianato Legno Arredo del Veneto. L'obiettivo è quello di riuscire a comunicare al mondo, all'esterno, la qualità eccezionale che ha il serramento costruito da un artigiano, che non è fatto solamente dalla prestazione, ma è fatto da una serie di servizi di pre-vendita e di post-vendita che solamente l'impresa artigiana riesce a dare, perché è sul territorio, perché conosce le famiglie, perché conosce i bisogni, perché riesce a parlare con le persone, quindi tutto questo lo trasmette nel prodotto, che non è solamente la tenuta, non è solamente la bellezza estetica, ma è proprio la soddisfazione del bisogno della singola famiglia che poi utilizzerà il serramento. Infine Donato Pedron ci disegna una piccola carta d'identità del serramento in legno, che ha delle caratteristiche uniche. Intanto non deriva dal petrolio,
non deriva normalmente dalle miniere. Normalmente il serramento in legno è l'unico, o meglio il legno è l'unico e vero materiale ecologico. Le prerogative del serramento in legno è che, a differenza di altri prodotti, ha forse 5.000-10.000 anni di storia. Sappiamo che è sempre riparabile, che è sempre sostituibile e che la natura sempre ci dà gli alberi, perché se non abbiamo gli alberi non possiamo vivere noi.